Ha colpito una buona parte della città purtroppo creando disagi da un lato, danni a parecchie autovetture e danni anche a strutture sia pubbliche che private. Abbiamo avuto danni ad alcune scuole, torno adesso appunto da una scuola in cui i lucernari sono tutti saltati, alcuni impianti anche fotovoltaici privati so che sono stati completamente devastati da questa grandinata che non si vedeva da decine d'anni, mi dicono, in zona. I danni sono ingenti, non sono ancora quantificati, ma stamattina la Giunta ha deliberato di chiedere lo stato di calamità naturale. Qualora la Regione accettasse questa nostra domanda, e io ritengo che vista l'entità dei danni non ci siano dubbi al riguardo, in base ovviamente allo stanziamento che sarà concesso dalla Regione, quello sarà il plafond entro il quale coloro che avranno diritto potranno presentare domanda.